Nel corso di quest'estate abbiamo avuto un bellissimo incontro per ricordare la figura di Piero Angela. C'era Massimo Polidoro che ha raccolto le sue memorie in un libro postumo uscito da poco nelle librerie. E un passaggio molto toccante è stato quando Massimo Polidoro ha riportato delle parole di Piero Angela. Piero Angela gli disse: sai Massimo, io in banca ho una persona che mi consiglia su quali siano i migliori investimenti per investire quello che è il mio denaro. Però io ho una convinzione: l'investimento migliore in cui mettere denaro ed energie è quello per l'istruzione. È una cosa molto importante perché l'istruzione cambia la vita. Cambia la vita qui in Italia, dove tante cose sono date per scontate. Sentiremo come può cambiare la vita in luoghi e in situazioni dove tutte queste certezze non ci sono e dove il fatto di svegliarsi il giorno dopo e passare un'altra giornata di esistenza è tutt'altro che scontato. E questa è la missione di Stile Rise ed è di questo che parleremo questa sera. E quindi è il momento di invitare sul palco i protagonisti questa sera. Invito Valentina Silvestrini, giornalista de Il Popolo. Certo. Giulia Ciccoli, cofondatrice di Stile Rise. Grazie. Grazie tantissimo a tutti voi che siete qui questa sera, grazie a Giulia, grazie a Pordenone Pensa che ci ha invitato insomma, a parlare un po' di alcuni temi che ci stanno particolarmente a cuore. Giulia Ciccoli è cofondatrice insieme a Nicolò Govoni di Stile Rise. Dopo ti chiederò anche se un flash proprio sul perché di questo nome. Un'organizzazione non governativa, una ONG che, come dire, anche questo ti chiederò più tardi, mi preme sottolineare che per scelta chiede proprio la trasparenza e sostiene la trasparenza, quindi decide di non accettare fondi governativi, proprio si affida alla generosità e alla sensibilità delle persone come voi o come i volontari che hanno collaborato all'organizzazione anche di questo evento questa sera. Stile Rise, lascerei parlare soprattutto Giulia, soltanto un breve flash. Nasce nel 2018 dopo l'esperienza a Samos e partiamo proprio da Samos perché tutto è iniziato lì e ti chiedo cosa è successo a Samos nel 2018 e che cos'è la scuola di emergenza. Grazie e grazie a tutti per essere qui, grazie davvero per l'invito. Sì, Samos è un'isola greca molto vicina alla Turchia, è a 3 chilometri dalla Turchia. E quindi dal 2016 come picco fino al 2020 è stato uno degli hotspot diciamo, della migrazione europea, specialmente a causa dei siriani che scappavano dalla guerra e poi afghani, iraniani e poi alla fine diverse persone da tantissimi altri paesi. Quindi io e Nicolò ci siamo conosciuti lì, entrambi eravamo partiti come volontari, entrambi abbiamo un background nell'istruzione da insegnanti e quindi abbiamo detto ok, io sarei dovuta restare lì un anno, lui 2 mesi per dare una mano. Siamo arrivati su quest'isola e ci siamo trovati davanti veramente all'inferno in Europa perché in maniera estremamente naive ora, però essendo in Europa, quindi non è che dici boh vado in Siria, ci aspettavamo standard europei. E invece abbiamo trovato un campo profughi affollato, era stato creato per 648 persone, ce n'erano 8000. Senza alcun tipo di servizio, quindi persone famiglie, avevamo, adesso non ricordo le percentuali, ma il 60-70% erano donne e bambini, abbandonati a se stessi, tante con disabilità e i tanti famosi chiamati minori non accompagnati, ovvero alla fine bambini da soli, quindi che non solo non hanno i genitori con sé, ma neanche un parente. Senza tutori, senza alcun tipo di protezione, vivevano in questa giungla perché attorno al campo poi c'era una sorta di piccola foresta, quindi non essendoci più spazio dentro la gente si accampava fuori e eravamo scioccati dal fatto che su 8.000 persone c'erano 2-3.000 bambini e nessuno di loro andasse a scuola.
nella nostra testa, insomma, sei in Europa, a prescindere dai documenti che hai, i bambini vanno a scuola, è un obbligo, se avete figli non li mandate a scuola, arrivano i carabinieri e gli assistenti sociali. E quindi abbiamo chiesto e spinto perché non avvenisse, il governo greco diceva non abbiamo posti, in più i ragazzi non hanno la residenza perché il campo non è una residenza, bisogna fare i vaccini, eccetera. Siamo andati dall'UNHCR, che è l'agenzia dell'ONU per i rifugiati, dicendo ma noi abbiamo fondi solo per i più piccoli, quindi c'era una onlus greca che faceva istruzione informale per i bambini dai 6 ai 12 anni, e c'erano tutti questi altri bambini dai 12 ai 17 lasciati a se stessi, quindi probabilmente, guardando indietro, un po' un passaggio folle, però ci siamo detti ok, non lo fa nessuno, facciamolo noi. E quindi nel 2018 abbiamo innanzitutto ovviamente creato l'entità legale in Italia e in Grecia, e poi abbiamo aperto la nostra prima scuola a Samos, che si chiamava Masi, che vuol dire insieme in greco, e è per appunto supportare questi ragazzi, e è stato un po' l'incipit della nostra storia e di quelle che poi sono diventate le nostre scuole di emergenza, che poi hanno portato alle nostre scuole internazionali. Quindi il nostro primo punto è stato proprio quello di dire questi bambini, nessun diritto viene rispettato, nessun diritto dell'infanzia, sono su quest'isola non si sa per quanto, perché tanti rimanevano anche un anno e mezzo in condizioni indescrivibili. Non possiamo fare altro che dare loro la massima qualità possibile, cioè il fatto di dire piuttosto che niente meglio piuttosto per noi non funzionava, quindi è stata quella un po' una scelta spartiacque, non semplice, perché ovviamente quando fai la qualità non fai la quantità, e quindi tante persone rimangono escluse. E ripeto, c'erano più di 2000 bambini che avevano bisogno d'aiuto, noi abbiamo creato una scuola per 150, quindi avevamo liste d'attesa, andavamo a prendere i più vulnerabili, ma tanti bambini e bambine sono rimaste fuori. Però da subito abbiamo detto ok, la scuola non può essere un container buttato lì con 40 bambini che fanno i turni per fare 2 ore di inglese, perché non servirà a nulla. In primis deve essere fuori dal campo, quindi abbiamo trovato un edificio, l'abbiamo rinnovato e l'abbiamo fatto bello. Cioè, uno dei cardini per noi del pensiero è stato: loro vivono quell'orrore tutto il giorno, dobbiamo creare uno spazio bello, piacevole, dove vogliano stare, e così abbiamo fatto. E ai tempi eravamo appunto volontari, quindi eravamo anche supportati da volontari, proprio perché non avevamo soldi, non avevamo granché, e abbiamo creato questa scuola che è rimasta aperta per 4 anni, ha servito migliaia di bambini e di adolescenti, perché ciclicamente poi venivano trasferiti sulla terraferma e poi sono finiti in vari paesi europei. E da qui è nato un po' il rudimento, come dicevo prima, del nostro modello. Quindi in primis appunto la bellezza, ma anche il guardare agli studenti a 360 gradi. Quindi nel mondo delle Ollus uno dice: io faccio istruzione, quindi apro una scuola, tu fai emergenza sanitaria, quindi apri l'ospedale e fai le cure, tu fai cibo e quindi distribuisci cibo. Era ovvio che noi abbiamo creato un posto sicuro, e quindi i ragazzi venivano e stavano tutto il giorno, però se non gli dai da mangiare, questi devono farsi la fila per il cibo al campo, 5 ore per colazione, 5 ore per pranzo e cena insieme, e quindi non possono nemmeno venire. Quindi ok, colazione e pranzo nutriente, perché il cibo che veniva dato loro al campo era scarti, spesso scaduto, quindi abbiamo inserito anche quello. Distribuivamo loro vestiti, kit igienici, insomma ci prendevamo cura di loro a 360 gradi, perché ovviamente solo nel momento in cui ti prendi cura delle necessità base di questi studenti, allora possono imparare, perché già comunque sono ragazze e ragazze che hanno subito diversi traumi, per cui anche adattare il cervello a un contesto di stare in una classe, di apprendere, non è semplice, però almeno abbiamo insomma coperto i bisogni base. E poi abbiamo portato tutta la nostra parte ovviamente di istruzione, ma anche di esperienze. Volevamo esporli, e crediamo tuttora sia fondamentale, a più esperienze possibili. Quindi c'era ad esempio un
un insegnante al campo, un signore iraniano che era un esperto di breakdance, e quindi l'abbiamo formato e teneva i corsi di breakdance. Poi avevamo arte, avevamo danza, avevamo ogni volta anche dei volontari, spesso portavano le loro competenze, quindi c'era chi sapeva fare gli origami, allora facevamo le classi di origami in modo che sia stessero fuori dal campo ma anche potessero fare esperienze. Quindi da qui, diciamo, da questa nostra esperienza di volontario poi è diventata la nostra vita, quindi abbiamo visto l'impatto che la nostra scuola aveva su questi ragazzi che anche in pochissimo tempo veramente imparavano l'inglese, facevano tantissime domande, avevamo i genitori che ci imploravano di prendere i propri figli perché tanti di loro sono scappati dal loro paese non tanto per, cioè il padre che magari aveva anche un lavoro e anzi è abbastanza difficile, umiliante magari per un cinquantenne lasciare un paese sapendo che non imparerà mai benissimo il tedesco, non avrà mai lo stesso lavoro nel paese in cui arriva, ma lasciavano proprio per i figli, per dire, ad esempio Iran, Afghanistan, tanti dicevano io voglio che mia figlia vada a scuola, perché là non ci possono andare. E quindi c'era anche molto interesse da parte dei genitori, della maggior parte di loro, per chi aveva i genitori, che andassero, erano ovviamente apprezzavano il nostro lavoro, ma dicevano perché mia figlia non può andare a scuola greca? Quindi abbiamo anche continuato a spingere su quello e poi in parte finalmente è successo, non per tutti, però il governo greco ha sbloccato un po' e quindi alcuni ragazzi poi sono riusciti ad andare a scuola. Oggi quante scuole d'emergenza avete attive? Allora, Samos ha chiuso nel 2022 e appunto vedendo come andava Samos ci siamo espansi, quindi poi abbiamo aperto in Siria, proprio perché anche la motivazione che ci ha portato a Samos era la crisi siriana e quindi volevamo anche aiutare lì, quindi nel 2020 abbiamo aperto in Siria, poi abbiamo aperto nella Repubblica Democratica del Congo, che è un paese enorme, vastissimo, che ha una serie di crisi diverse. Noi siamo nel sud del paese, a Kolwezi, che è la capitale mondiale del cobalto, da cui si estrae il 70% del cobalto usato nel mondo, che è un materiale fondamentale per le batterie a ioni di litio, quindi smartphone, telefoni, ma anche adesso con l'elettrico è in tutto, bus elettrici, qualsiasi cosa di elettrico, e viene minato dai nostri studenti. Ci sono, le stime di UNICEF sono 35.000, ma sono molti di più, di cosiddetti bambini minatori, quindi noi andiamo proprio a prendere i bambini in miniera, i miei colleghi sul campo vanno in miniera, parlano con i bambini, parlano con le famiglie e letteralmente li tirano fuori dalla miniera per portarli a scuola. E queste sono, diciamo, le tre che abbiamo ora. Poi abbiamo 2 scuole internazionali, una in Kenya, una in Colombia e ne stiamo aprendo un'altra in India. E faccio un passaggio sempre sulle scuole di emergenza proprio per poter poi meglio capire cosa sono, Certo. qual è il passaggio successivo. Prima dicevi che tra i punti fondamentali che avete perseguito fin dall'inizio c'era proprio la bellezza. Sì. Mi chiedo, in contesti così difficili, sia in Congo, a Samos, in Siria, insomma, ovunque voi siate presenti, il che vuol dire anche potenzialmente potrebbe riguardare anche l'Italia in contesti difficili e disagiati. Come si fa a parlare di bellezza? Cioè come si fa a introdurre la qualità e la bellezza in persone, nella fattispecie bambini, che sono abituati a vedere l'abbruttimento della società attorno a loro, del mondo attorno a loro. Quindi come si fa? Qual è il grimaldello che utilizzate proprio per introdurre la qualità e la bellezza? La realtà è che non ce n'è bisogno, cioè la bellezza, che poi ovviamente la bellezza è soggettiva eccetera, però l'avere un posto pulito, armonico, comfortable, come si dice? Confortevole, è percepito positivamente da chiunque. È ovvio che Siria, Congo, insomma questi paesi vivono in delle situazioni estreme, ma pensiamo alle nostre province, cioè il grigio, il cemento, non c'è natura, non c'è nulla. Se porti della natura, se porti dei colori, se porti dei materiali anche naturali, noi usiamo tantissimo legno, vetro per far passare la luce, le persone stanno meglio. È proprio
basico, diciamo. Quindi non è stata una difficoltà che abbiamo affrontato, anzi tutti apprezzano la bellezza e proprio perché viene dato loro gratuitamente un posto piacevole, se ne prendono anche cura. Infatti in tutte le nostre scuole ovviamente ci sono delle persone che si occupano di pulizie, eccetera, specialmente se usi dei materiali chimici, ma la diciamo, pulizia giornaliera è data ai nostri studenti, cioè loro puliscono le loro aule quando finiscono le lezioni, hanno una sala comune dove si incontrano, possono fare le pause anche con gli insegnanti, poi magari ci arriviamo dopo, però noi spingiamo molto finché gli insegnanti escano dal loro ruolo solamente in classe e siano dei veri e propri mentori. E quindi se tu ti prendi cura di qualcuno, quindi la scuola si prende cura degli studenti, automaticamente gli studenti si prendono cura della scuola. Poi ovvio che metti delle regole, quindi dici ok, questo gruppo oggi pulisce questo, quest'altro, ma automaticamente se loro giocano a qualcosa poi se lo mettono via perché hanno il piacere di vedere la loro scuola pulita e accogliente per poterla usare. Mi ha molto colpito il fatto che voi abbiate chiamato queste scuole proprio scuole di emergenza. E un concetto che mi pare sia interessante che voi portate avanti è che proprio l'istruzione è un'emergenza, ma non solo quando sembra che il contesto sia devastato, ma l'istruzione è talmente fondamentale che dovrebbe essere sempre percepita come emergenziale, cioè come qualcosa di cui occuparci tutti, di cui avere cura. E da ciò mi collego alle scuole internazionali. Qual è stato il passaggio? Premessa, le scuole internazionali è come se fossero un upgrade. Lo lascio dire a te che sicuramente. È come se fossero un upgrade, un passaggio ulteriore e riguarda non soltanto luoghi del mondo, ma riguarda anche l'Italia, tant'è che nel 2025 avete intenzione di aprire la prima scuola internazionale. Sono scuole dove il curriculum scolastico non è semplicemente in lingua straniera o in più lingue, ma seguono il baccalaureato internazionale, che è proprio un curriculum internazionale ben definito. Chiedo a te come vi siete, come vi è venuta l'idea di passare dalla scuola d'emergenza alla scuola internazionale e che cosa significa? Allora, le scuole di emergenza nascono perché appunto noi avevamo quel tipo di esperienza, quindi situazioni temporanee di crisi, la Siria lo è, e ovviamente la Siria, Yemen e Congo non hanno una stabilità per poter avere una scuola internazionale, sia a livello proprio di gestione del paese, sia a livello di crisi continue. E quindi in questi paesi non è possibile creare questo tipo di struttura e quindi il nostro lavoro nelle scuole di emergenza è prendere i bambini che ovviamente vivono in contesti diversi ma in comune hanno la povertà, che quindi li porta a dover lavorare per supportare le famiglie e quindi far sì che invece di lavorare vengano a scuola, acquisiscano le competenze di elementari e medie con noi e che poi possano fare gli esami per passare alle superiori nella scuola pubblica e comunque li seguiamo anche dopo e che possano diplomarsi con un diploma del proprio paese, perché purtroppo in questi contesti ad ora più di così non possiamo fare. Però il concetto delle scuole internazionali nasce quando Nicolò, che ha cofondato con me Stile Rise, è anche uno scrittore, era stato invitato all'American School di Milano, che è una scuola che fa il curriculum IB, a tenere un seminario di 3 giorni. Anche lui, come me, proviene dalla scuola pubblica, per cui non aveva mai visto l'interno di una scuola privata e è tornato a Samos dicendo dobbiamo fare quello che fanno loro, perché ha trovato spesso si pensa a scuole private e quindi dici hanno il campo da calcio o hanno l'auditorium bello o hanno tutta sta tecnologia. No, erano proprio, diceva, questi ragazzi fanno un sacco di domande, sono contentissimi di essere a scuola, gli insegnanti hanno un ottimo rapporto con loro, sono probabilmente anche ben pagati e quindi anche contenti di essere lì, sono stimolati, continuano ad avere formazione ed è lì che quindi abbiamo detto ok, cos'è questo baccalaureato internazionale e abbiamo scoperto che era fondamentalmente il curriculum migliore del mondo, è quello che fanno i ricchi e i presidenti. L'ex presidente del Kenya ha fatto IB, il baccalaureato internazionale, che quindi poi ti spalanca le porte delle migliori università del mondo
e via così. E ci arriverò, però non è solo una questione di certificato, è proprio un metodo di insegnamento che ti fa prendere le competenze che ti servono nel mondo, che molto spesso nella scuola pubblica non vengono trasmesse. E quindi abbiamo detto ok, dobbiamo farlo per i nostri ragazzi. E abbiamo in primis scelto il Kenya perché il Kenya è un paese comunque relativamente stabile, per quanto ovviamente con un divario che sta crescendo sempre di più tra molto molto ricchi e molto molto poveri, ma è circondato da paesi molto instabili, tra cui il Congo, il Burundi, Ruanda, Etiopia, Eritrea, eccetera. E quindi è un famoso terzo paese sicuro che ospita moltissimi profughi. E quindi a Nairobi, la capitale, abbiamo aperto una scuola internazionale nel 2021 nella baraccopoli di Madare, quindi la nostra scuola è proprio all'interno della baraccopoli e il 50% degli studenti sono kenyoti locali vulnerabili, quindi che appunto non andavano a scuola, e il 50% sono rifugiati. Se non sbaglio abbiamo 9 o 10 nazionalità adesso a scuola. Seguono questo percorso e del baccalaureato internazionale, quindi di recente il baccalaureato internazionale abbiamo passato tutti gli step necessari per essere formalmente accreditati e quindi siamo una di poco più di 5.000 scuole al mondo a fornire questo percorso, siamo gli unici che lo fanno gratuitamente in una baraccopoli per bambini profughi e vulnerabili. E di conseguenza, vedendo appunto che questo approccio funzionava, perché poi oltre al baccalaureato abbiamo sviluppato il nostro metodo che comunque applichiamo in entrambe le scuole, ovviamente però per la struttura necessaria alla scuola internazionale non si può fare nelle scuole di emergenza. L'abbiamo portato anche in Colombia, abbiamo aperto da poco, a gennaio di quest'anno, e qui abbiamo ovviamente anche la Colombia, un paese stabile ma con diverse crisi interne tra i narcos, tra le FARC, la guerriglia e diverse altre situazioni, ma anche ospita i venezuelani, di cui non si parla perché non c'è la guerra, ma sono milioni i venezuelani che sono scappati negli ultimi anni dal loro paese in crisi e che la Colombia ha accolto, per cui in Colombia mi sembra siano 2 milioni di venezuelani e il sistema di pubblico statale delle scuole sta facendo molto fatica, quindi sono gli stessi, nella zona in cui siamo, anche lì una favela, tanti dei bambini che riescono ad andare a scuola vanno qualche ora a settimana e i venezuelani hanno ancora più difficoltà, quindi anche lì stiamo applicando la stessa cosa e abbiamo appena concluso una campagna di raccolta fondi per aprire la terza scuola internazionale che sarà in India, a Mumbai. E poi c'è l'Italia, come mai? E poi c'è l'Italia, perché? Perché l'Italia, vabbè, ovviamente è il nostro paese e quindi ci teniamo, ma anche perché noi fondamentalmente io parlo tanto, ma in soldoni il concetto è questo. Nel mondo ci sono 250 milioni di bambini che non vanno a scuola, terribile. Dato più terribile però sono 400 milioni che vanno a scuola ma non imparano a leggere e scrivere, che traslato all'Italia sono i nostri studenti che vanno a scuola ma non raggiungono le competenze minime. Adesso parlavate degli ultimi invalsi che non so, ma gli ultimi dati erano il 50% arriva alla maturità senza aver raggiunto le competenze base in italiano, scrittura e matematica. Quindi l'istruzione non può essere piuttosto che niente, meglio piuttosto, ma anzi deve essere istruzione di eccellenza e deve essere per tutti i bambini del mondo e dovrebbe essere la priorità numero 1 di ogni governo, perché è così. Grazie. Ecco, cioè, sono banalità, non abbiamo inventato chissà che cosa, però se guardiamo anche all'Italia c'è una crisi dell'istruzione notevole di cui non si parla, ma che sta danneggiando gravemente tutte le future generazioni, ma anche i genitori, ma anche gli insegnanti, perché abbiamo il numero 1 degli studenti più ansiosi al mondo, 50% di insegnanti, studenti e genitori che non sono contenti del percorso scolastico dei figli, ovviamente perché è normale, tutti amano i propri figli, chi ha i soldi li manda alla privata, di conseguenza la scuola pubblica rimane sempre ancora di più abbandonata e quindi pensiamo che il nostro intervento sia importante anche in Italia
perché c'è un po' questa idea di dire vabbè, ma voi aiutate i bambini poveri, certo loro sono disperati, noi stiamo bene. È ovvio che stiamo meglio del Congo, però anche qui c'è tantissimo da fare e il fatto che non sia l'argomento numero uno nella discussione ci porta a dire ok, portiamo questa discussione anche in Italia. Ovvio che una scuola internazionale in Italia non è che cambierà qualcosa, però portiamo il nostro metodo anche qua, dimostriamo che funziona. E infatti quello che diciamo sempre è che la nostra missione a lungo termine, ci impiegheremo tutte le nostre vite, è proprio quello poi di portare il nostro metodo in tutte le scuole pubbliche dei paesi in cui operiamo, perché comunque con le nostre scuole internazionali, per quanto rivoluzionarie, stiamo ancora creando una nuova elite. È un'elite diversa degli ultimi che adesso avranno l'opportunità di veramente cambiare il mondo, perché non è solo ah ok, questo bambino adesso può diplomarsi e può diventare dirigente d'azienda. Noi li stiamo formando per diventare degli adulti del domani che anche si prendono cura degli altri, che con il passato comunque che hanno avuto e anche il presente che hanno sicuramente un concetto molto più chiaro di quali siano le sfide delle persone rispetto a tanti leader che abbiamo in questo momento, e quindi sappiamo che porteranno un cambiamento concreto. Pensiamo cosa potrebbe succedere se tutti i bambini del mondo avessero questa opportunità. Quindi non vogliamo creare un'altra elite che esclude, ma democratizzare l'istruzione di eccellenza e portarla a tutti. Ci metteremo un sacco di tempo, però la nostra missione è proprio quella. I dati a cui facevi riferimento prima, in generale la situazione italiana, effettivamente, per questo dicevo, mi piace molto l'idea della scuola di emergenza, che non dovrebbe riguardare soltanto, come dire, delle macchiette di emergenza, ma è proprio un concetto fondamentale, perché poi se pensiamo a tante esperienze anche interessanti in tutt'altro settore, penso per esempio a tanti progetti, e noi nel nostro territorio siamo fortunati, perché abbiamo delle associazioni che portano avanti progetti interessantissimi della scuola in ospedale, per esempio, ci sono dei al CRO, ma anche all'ospedale civile di Pordenone. Ci sono volontari che si occupano di, anche quella è una scuola d'emergenza, proprio perché l'istruzione nei momenti più ordinari, ma anche più straordinari della vita, fa la differenza. Assolutamente. E questo aspetto credo sia notevole. Anche in Italia parliamo di povertà educativa, è un fenomeno che non è limitato a qualche periferia di qualche metropoli, è un fenomeno presente più o meno in tutta Italia, certamente in alcune regioni molto di più, riguarda tantissimo le ragazze, le femmine proprio, le donne hanno un tasso di non passaggio poi al lavoro maggiore rispetto ai coetanei, quindi quando si parla di povertà educativa, di abbandono scolastico, ci sono percentuali veramente, poi se uno le va a cercare, a leggere, sì, anche a due cifre, non soltanto l'1-2%, ma parliamo anche del 10-12% in alcune regioni. E a proposito di questo, il vostro percorso del baccalaureato internazionale, come si struttura? Cioè quanti anni sono? Proprio, e soprattutto quali sono i principi principali, diciamo, Certo. del vostro metodo? Allora, sono un po' due cose separate, ovvero il baccalaureato internazionale teoricamente esiste dall'asilo, quindi uno può fare asilo, elementare, eccetera. Noi facciamo il Middle Year Program, che sono le medie, che i nostri studenti in Kenya, i primi del primo anno, stanno facendo il quarto anno e poi faranno il Diploma Program, quindi che li porterà poi all'esame, diciamo, finale. E quindi i nostri studenti mediamente hanno dai 9 ai 10 anni, adesso i più grandi hanno 14 anni, 15, arriveranno a 16-17 quando si diplomano. Oltre a appunto il metodo IB, noi abbiamo sviluppato, cioè il percorso IB, abbiamo sviluppato il nostro metodo, che è attorno a 4 pilastri. Il primo è che la scuola è casa, quindi parlavo prima della bellezza degli spazi, della cura nel design degli spazi, quindi pensare quando si ovviamente apre una nuova scuola di dire ok, questo spazio può avere questa luce, può essere usato per questo, per quest'altro, cioè pensarci, perché io se penso alla mia scuola ho avuto la fortuna di andare in un palazzo storico di Monza, ma poi avevo queste sedie scassatissime, non andavano i riscaldamenti, era tutto buio, i muri grigi, eccetera. Quindi c'è un'attenzione particolare a questo.
ma anche al fatto che appunto quando diciamo la scuola è casa è perché i nostri studenti sono lì tutto il giorno, cioè arrivano al mattino alle 8, vanno via alle 6, il sabato abbiamo una serie di attività ricreative, chiudiamo la domenica perché giustamente gli insegnanti hanno diritto alle ferie, ma se potessimo, quindi assumere più insegnanti a fare tour, saremmo aperti 7 giorni su 7. E spesso si pensa, vabbè certo perché vivono nella baraccopoli, vivono nella tenda, quindi è ovvio che stanno meglio lì, ma uno studente italiano, se vedesse una delle nostre scuole, ci vorrebbe stare tutto il giorno. Perché? Perché comunque anche in Italia mancano gli spazi. Cioè la scuola viene percepita come entro, devo stare seduto su sta scheda scomoda con l'insegnante che parla, prendo gli appunti, appena suona la campanella, sia io che l'insegnante schizziamo fuori il prima possibile. Però poi o uno si crea i suoi spazi con lo sport, con l'oratorio, varie cose, o se no non ci sono spazi. Invece la nostra scuola, noi diciamo anche proprio scuola di vita, nel senso che non è impartirti nozioni, poi passo a come facciamo le lezioni, ma abbiamo i club, quindi ragazzi che si autogestiscono, chi è interessato a giornalismo fa i club di giornalismo, chi è interessato all'ambiente allora lavora su, ad esempio il nostro club dell'ambiente ha riabilitato una discarica abusiva che avevano dietro scuola, insieme ovviamente alla comunità, al governo eccetera, lo stanno trasformando in un parco. Ed è un progetto dove l'insegnante ovviamente supervisiona, ma è un progetto degli studenti, giocano a calcio, vanno in piscina, adesso appunto abbiamo fatto il campo da basket e da calcio, fanno break dance e dance club, alcuni sono bravissimi ballerini, quindi concepiamo la scuola proprio come un luogo dove se vuoi andare dopo le 5 puoi andare, ma se no puoi restare, hai opportunità di esplorare, di fare altro e funziona. In più abbiamo in tutte le nostre scuole quest'area che noi chiamiamo sala comune con vari tipi di sedili, cioè divani, puff per terra, ci sono i tavolini un po' più alti o più bassi, che è una sorta di sala relax, sia quando magari arrivi prima di iniziare le lezioni, sia tra i break, durante il pranzo, eccetera, dove sia gli insegnanti che gli studenti hanno la possibilità di conversare fuori dalla dinamica insegnante-studente in aula, quindi spesso magari se hanno domande possono porle dopo, oppure si fa guarda prof il video su YouTube che abbiamo fatto ieri a calcio, eccetera. E quindi appunto tutti i ragazzi, anche gli insegnanti, ci togliamo le scarpe prima di entrare, parlavo di prenderci cura, quindi un pilastro è la scuola e casa. Il secondo è che lo studente è al centro, quindi è fondamentale perché ovviamente ogni persona è diversa, che gli studenti siano responsabili del loro stesso apprendimento. Secondo noi troppo spesso c'è questa dinamica prof-studente dove l'insegnante è detentore del sapere, lo studente è un recipiente vuoto che ascolta e deve assorbire quello che dice l'insegnante, quando in realtà secondo noi tutti, e lo diciamo anche sempre di Stile Rise, sei in costante evoluzione, noi facciamo cose, a volte sbagliamo, impariamo, facciamo altro, cioè non si smette mai di imparare. Può essere banale ma è la verità, quindi anche gli insegnanti hanno da imparare dagli studenti, perché i nostri studenti hanno dei talenti, delle competenze ma anche un vissuto loro personale diverso, e quindi c'è uno scambio tra i due, ma soprattutto una cura a dire ok, magari uno studente ha più difficoltà in una determinata maniera o anche proprio ha più difficoltà in una modalità di apprendimento, e noi abbiamo al massimo 10-12 studenti per classe, e quindi facciamo in modo che ogni studente apprenda nella maniera a sé più consona. Ad esempio le nostre classi, dove nelle scuole internazionali le abbiamo ovunque, adesso siamo finalmente riusciti a implementarle anche in Congo nonostante i deliri logistici, hanno banchi modulari. Quindi c'è il bambino che è più comodo a stare in piedi, sta in piedi, c'è quello che vuole stare sulla palla che rimbalza, sta lì, c'è il banco normale, c'è il banco che si sposta, e non è detto che scelgano sempre lo stesso posto, a seconda di come si sentono quel giorno, e non c'è l'idea di entrare, c'è il prof alla lavagna, anche l'insegnante è un facilitatore, quindi l'insegnante deve ovviamente prepararsi la sua lezione,
ma l'idea è che sia lo studente responsabile del suo apprendimento. Quindi l'insegnante entra in classe, fa delle domande specifiche sull'argomento che vuole trattare e poi può o lasciare a lavori di gruppo o individuali, eccetera, e far sì che sia lo studente ad arrivare al concetto che sta cercando di esprimere a modo suo, e poi magari facendo un confronto tra tutti gli studenti. E spesso si nota come si arrivino magari alla stessa soluzione o a soluzioni diverse seguendo percorsi diversi, e quindi come poi ci sia anche uno scambio tra di loro, sia con l'insegnante che con gli studenti, che troviamo molto funzionale. Il terzo pilastro è che appunto l'insegnante per noi è un mentore, per cui i nostri insegnanti, oltre a essere costantemente formati, perché noi abbiamo preso la certificazione IB non prendendo degli insegnanti già certificati, ma formando i nostri, che è stato un lavoro ancora triplicamente difficile, sono dei punti di riferimento per i nostri studenti. Non so voi, io ricordo la mia adolescenza, ho avuto la fortuna di avere comunque una famiglia con cui avevo un ottimo rapporto, quindi quando avevo delle difficoltà mi sentivo a mio agio magari aprirmi con mia mamma, ma tanti altri adolescenti assolutamente non hanno questo tipo di punto di riferimento adulto nella loro famiglia interna, e quindi spesso lo diventano gli insegnanti. Quindi ovviamente c'è uno studente a cui può piacere più un insegnante più un altro, però i nostri insegnanti vogliono bene ai nostri studenti, lo dimostrano e si prendono cura di loro anche fuori da scuola. Quindi capita che vadano a trovarli a casa, capita che uno studente abbia dei problemi fuori da scuola, chiami l'insegnante e l'insegnante intervenga, ovviamente poi parlando con i nostri assistenti sociali, gli psicologi eccetera, ma i nostri insegnanti quando si svegliano dicono non vado a scuola per fare lezione e poi me ne vado, ma vado a prendermi cura, diciamo, dei nostri studenti. Il quarto pilastro, che alla fine è quello che porta IB, è il concetto di pensiero globale. Quindi noi invece di insegnare nozioni, insegniamo concetti, anche perché è ovvio che in Italia uno studia l'impero romano perché è rilevante per gli italiani. Per un bambino etiope l'impero romano non è così rilevante, quindi noi insegniamo il concetto di impero, che poi lo studente lo impari tramite l'impero romano, tramite l'impero etiope, non è particolarmente rilevante, perché il concetto di come funziona un impero, le ascese degli imperi, poi, e dà la possibilità e la libertà allo studente di apprendere anche quello che è più utile per sé. Questo aiuta, e anche la modalità di cui parlavo prima, ne sto parlando in maniera molto superficiale ovviamente per via di tempo, però potete anche guardare sul sito e abbiamo tutte le ricerche eccetera, permette agli studenti di sviluppare quelle competenze che sono fondamentali nella vita, no? Quindi sia di lavorare insieme, di scambiarsi, avere anche discussioni perché magari hanno punti di vista diversi eccetera, di apprendere, ma anche di problem solving, cioè di risolvere problemi, abilità che nella scuola più tradizionale, sto semplificando ovviamente, che però è leggi, ripeti, fai il compito, passa, non sviluppi, perché sei un po' in un mood automatico, come magari uno che fa lo stesso lavoro ogni giorno al computer, inserisce gli stessi dati, non è un lavoro che ti fa pensare. E invece escono esausti da una giornata a scuola, ovviamente, perché devi costantemente metterti in discussione, imparare, condividere, eccetera. Ed è un processo. Ed è così, secondo noi, che formi la persona, perché non si tratta di nuovo di instillare nozioni o di un recipiente vuoto, di un bambino, un ragazzo che deve imparare e uno che ci versa dentro le nozioni, ma è proprio imparare a vivere. Penso tutti noi abbiamo dei ricordi molto vividi del periodo delle scuole, è quando ti sviluppi come poi l'adulto che diventerai, e quindi tutti gli input che ricevi sono estremamente importanti. Ho parlato un sacco, dovevi fermare. No, mi è incuriosito questo, voi lo accennavi prima in realtà, gli insegnanti che avete in ciascun paese, che sia l'Italia, che sia la Grecia o il Congo, dicevi prima, sono tutte persone del posto. Sì. Cioè, questo rientra sempre in un approccio non caritatevole, perché purtroppo Esatto. quando si parla sia di istruzione, di scuola,
non soltanto in paesi disagiati, ma ovunque. Un po' quando si parla del mondo della scuola, così come del mondo dei bambini, c'è sempre questa attitudine un pochino infantilente, Sì, sì. invento questo termine, un pochino caritatevole, mettiamola così. Mentre invece è interessante che ciascuno, a prescindere dalle condizioni in cui è, ma proprio per le condizioni e le esperienze che ha avuto, possa essere stimolato a tirare fuori il meglio di sé. Certo. Quindi, per chiudere la domanda, dicevi prima, gli insegnanti voi li cercate sempre nel posto, cioè devono essere conoscenti del luogo, conoscere il luogo. Intendo. Sì, tutto il nostro team, insegnanti, i presidi, eccetera, sono locali, in primis perché conoscono meglio il contesto di noi. Infatti noi ogni volta che apriamo non è che diciamo andiamo a fare questo in questo posto, parliamo con le persone e subito assumiamo 2 o 3 persone che ci aiutino a fare tutta la parte iniziale, proprio per capire ok, quali sono i bisogni, di cosa cioè il nostro metodo può funzionare qui o meno. Quindi ad esempio è una stupidata, però noi in Congo distribuiamo le zanzariere perché c'è la malaria e la comunità ci ha detto zanzariere, spray anti-zanzare aiutano. In Siria distribuiamo il carbone d'inverno perché la gente vive in tenda, hanno le loro stufette e bruciano il carbone per tenersi al caldo. Uno dice mizzica il carbone in tenda, se non gli diamo il carbone si bruciano la spazzatura che è ancora peggio. Quindi io che ne so che no, se dici vado io e faccio io. Quindi questo è il primo punto. Il secondo punto è sempre il concetto di insegnante come mentore. È ovvio che io mi riconosco in un adulto del mio paese, della mia comunità che conosce il luogo in cui vivo. Se domani il mio insegnante è un giapponese e io gli devo spiegare che anche solo fa il riferimento dicendo la mia amica, ho litigato con la mia amica perché è andata al concerto di questo che non sai chi è, cioè no, non c'è. Quindi sì, il nostro lavoro è anche ovviamente cioè, priorità sono i nostri studenti, 1, 2 le famiglie e il nostro team, 3 la nostra comunità, perché ovviamente adesso dopo 4 anni ormai avere una scuola internazionale nel mezzo di Madare è qualcosa che rende anche orgogliosi il resto della comunità, anche facciamo diversi progetti insieme, quindi ovviamente in maniera diciamo indiretta porta anche del beneficio ad altri, come anche i nostri insegnanti che prima insegnavano a una scuola kenyota o adesso che hanno la certificazione B, speriamo di no, ma volendo loro potrebbero dirci ciao ciao e farsi pagare molto di più in scuole internazionali, senza dubbio. Però li abbiamo scelti proprio per la passione che hanno nei confronti dei nostri studenti. La nostra responsabile dell'istruzione in Kenya viveva in America, è kenyana, con enormi possibilità, ha deciso proprio di tornare e di insegnare da noi, ovviamente per passione. Mi incuriosisce questo. Voi, anzi, prima di tutto, Still I Rise perché si chiama così? E faccio una premessa. Allora, Giulia con Nicolò ha cofondato Still I Rise. Già nel 2020 Nicolò, in quel caso perché aveva scritto dei libri, dei romanzi, ha fatto tutta una campagna molto, molto di grande evidenza, aveva ricevuto lui una prima, come dire, la Repubblica di San Marino ha fatto il suo nome per il Nobel per la pace. La stessa cosa è successa non più solo a Nicolò, ma a tutta l'organizzazione nel 2023, quindi per ben 2 volte sono stati proposti, come dire, nella rosa di un possibile premio per la pace, del Nobel parliamo, e nel 2000, e ve lo leggo perché non vorrei dire sciocchezze, nel dicembre del 2022 l'organizzazione ha ricevuto il premio Madre Teresa per la giustizia sociale, quindi con cerimonia tenutasi a Mumbai in India. Quindi parliamo veramente Grazie. di importanti riconoscimenti in soli 2 anni, e a me la cosa che colpisce è come questi ragazzi partiti, vabbè, tu già lavoravi, avevi un'esperienza di insegnamento, insegnava inglese in una business school, quindi a manager, Nicolò era fresco di studi della maturità con un'altra... No, lui si è laureato in India. Ah, ecco, scusa, sì è vero, è andato in India poi lì si è laureato, ma comunque diciamo dei giovincelli che si sono messi a creare qualcosa che prima non c'era, ma anche a interloquire con governi. Ora, mi incuriosisce molto questo, come voi siate riuscite a parlare con governi, così con un'esperienza fatta sul campo in maniera molto umile.
Allora, parlare come diciamo giocatori da considerare ai governi è recente. Per anni abbiamo gridato ai governi finché le persone ci ascoltavano, quindi avevamo migliaia di persone dietro e alla fine poi ci hanno ascoltato, ad esempio nel caso di Samos. Quindi cioè, non è stato così. Sia io, e lo so perché anche per Nicolò è così, ci infastidisce un po', non ci infastidisce, la parola sbagliata, però siamo sempre in difficoltà quando veniamo visti un po' come San Francesco che abbandona tutto e si dà ai poveri, o Maria Teresa di Calcutta che dici ah, noi sacrifichiamo la nostra vita per... Noi lo facciamo per egoismo e lo dico ogni volta, è una vita che ci fa stare bene, abbiamo la fortuna che quello che ci piace fare, quello che ci motiva, che ci dà passione, ha anche poi un'utilità sociale, però almeno per me non era qualcosa, cioè io non ho studiato relazioni internazionali, non è che avevo da dire voglio fare questo nella vita. Mi è capitato, ero appunto, sì, lavoravo, avevo tutto, cioè avevo la vita tipica, normale, però non ero felice di quello che avevo. Ai tempi continuavo a sentire, no, in televisione, adesso sembra 1000 anni fa, però fino a pochi anni fa ci spiaceva che le persone morissero in mare e quindi cioè se ne parlava ovunque, tutta dicevo, mizzega, sono mesi ormai che bombardano in Siria, la gente arriva, senti, fammi vedere cosa posso fare. Anche io pensavo di dire insegnerò inglese, io so insegnare inglese, insegnerò inglese. E poi ci siamo trovati di fronte fondamentalmente all'indifferenza, cioè non c'era nessuno, quindi io in parte ovviamente sono molto orgogliosa di quello che facciamo, è la mia vita, non tornerei indietro, però sono anche arrabbiata che abbiamo dovuto accollarci noi questa responsabilità, perché io insegnavo inglese ai manager, cioè non avevo minimamente la competenza per gestire tutti questi bambini con i loro traumi, le violenze, tutto quello che succedeva a loro al campo e senza nessuno che facesse nulla. Abbiamo fatto il meglio, abbiamo studiato, abbiamo fatto quello che aveva senso fare e, ripeto, è qualcosa che veramente chiunque può fare, cioè non è ah wow, loro, sì, io non potrei mai perché è stato completamente casuale. E quando poi abbiamo avuto persone, cioè noi dicevamo ragazzi questo è folle, ci dicevano avete ragione, allora poi lì pian piano abbiamo veramente costruito un movimento. Questa sera ci sono le nostre fantastiche volontarie del gruppo territoriale di qui, abbiamo 400 volontari in tutta Italia che credono in quello che facciamo e donano il loro tempo, le loro competenze, la loro passione per parlare e portare sempre più persone. Quindi la nostra possibilità di poi parlare con i governi nasce dalle persone e rimane, perché appunto la nostra indipendenza economica è fondamentale per noi, quindi non prendiamo fondi europei, non prendiamo fondi governativi, non prendiamo fondi dell'ONU e anche quando si tratta di aziende multinazionali devono passare un codice etico, quindi abbiamo rifiutato tantissimi soldi da ad esempio investment bankers e chi è in petrolio e gas, e grazie alle persone. Ci sono delle storie dei ragazzi che senti ancora, delle vite che effettivamente hanno svoltato, grazie, non dico grazie a voi, anche qui non per lodarsi e sbrodolarsi, ma proprio per certificare come questo approccio anche all'umanità, non so come dire, ha degli effetti utili. Sì, allora ovviamente avendo solamente 6 anni e la prima scuola internazionale ne ha quasi 4, i nostri ragazzi devono ancora diplomarsi. Ci sono però quelli della prima scuola in Grecia, che ovviamente abbiamo avuto per poco tempo, che ovviamente era il pilot project, cioè era i rudimenti di quello che poi è diventato il metodo. E tanti di loro stanno male, tanti di loro stanno bene. Sicuramente tutti, ogni volta che li sento, e non lo fanno solo per carineria o per rispetto nei confronti dell'insegnante, proprio lo vedi, mi dice salutami tutti, io vi ricordo sempre, Masi, ho bellissimi ricordi, eccetera.
e appunto è credibile. E secondo me per loro quello che è stato utile è stato questo primo passaggio in Europa, quindi ovviamente l'imparare l'inglese ha aiutato tantissimi di loro, perché poi dato che in Grecia insomma il processo non danno i documenti in Grecia e le persone vogliono i documenti perché ovviamente così puoi andare a scuola, puoi essere in regola, puoi lavorare, e quindi in tanti poi fanno la rotta balcanica a piedi, confine dopo confine, violenza dopo violenza, perché li ributtano indietro. E c'era questa associazione in Croazia che diceva, ci ha contattato dicendo: ogni volta arriva uno dei vostri che parla inglese e traduce per tutti, poi ne arriva un altro, quando quell'altro va, cioè e sono ragazzini di 13-14 anni, dove io ovviamente sono orgogliosa di loro, però si accollano anche un peso notevole, perché poi traducono qualsiasi cosa, perché c'è bisogno, quindi dal medico violenze sessuali, accoltellamenti, oppure le storie delle persone, di quello che hanno vissuto nella loro terra d'origine, per dire devo prepararmi al colloquio per la richiesta d'asilo. Quindi hanno imparato tanto da noi, ma quello che abbiamo fatto noi è stato tirar fuori qualcosa che già avevano. Quindi ad esempio Naid, che è una nostra studentessa afghana, poi ha continuato dopo Samos a lottare per i diritti delle donne e dei profughi, quindi sia quando è stata 2 anni in un campo in Grecia, facevano le manifestazioni eccetera, adesso in Germania hanno fatto anche un documentario di cui lei è parte, assolutamente non collegato con noi, e adesso ha 18 anni e continua su questo. Quindi ci sono molte storie, ripeto, non di grazie a noi, ma proprio grazie all'atmosfera e grazie a tutte le persone, a quello che abbiamo creato lì, che ha permesso a questi ragazzi di scoprire dei talenti che probabilmente non pensavano di avere. Grazie. Sì, questo credo sia in effetti la lezione più bella di tutte, nel senso che è un principio che poi può essere declinato a ogni latitudine, in ogni ambiente, e quello è la riflessione che appunto facevi prima e che fate voi quotidianamente rispetto alla scuola, rispetto all'importanza di valorizzare la specificità del singolo, il che non vuol dire l'anarchia, Certo. non vuol dire che ciascuno si costruisce un programma per se stesso e basta, ma la capacità proprio di ascoltare anzitutto l'istanza che ti arriva per poterla convogliare al meglio è effettivamente un elemento molto importante che forse anche nelle nostre società oggi, anche qui proprio in Italia, ma ovunque, in ogni regione, in ogni angolino dell'Italia, parlo dell'Italia perché chiaramente quello che possiamo fare, a meno che non si ricoprano incarichi diciamo superiori, Certo. è ciascuno di noi dare un piccolo contributo nel luogo in cui si trova proprio. Still I Rise è un nome che nasce da? Sì, da una poesia di Maya Angelou che vi consiglio di leggere perché secondo me è splendida, che fondamentalmente appunto Still I Rise è ancora mi rialzo, e che vedevamo insomma molto consona ai nostri studenti appunto di Samos, ma anche ai nostri studenti di adesso, che erano costantemente vessati, vivevano ovviamente tra le violenze fisiche, emotive, psicologiche costanti, eppure continuavano ad andare avanti, no? Questa ti dicevo prima, resilienza è un po' una parola abusata ultimamente, però di continuare a sperare per il meglio. Loro volevano costruirsi il loro futuro, infatti in tanti poi ce l'hanno fatto, ovviamente chi più chi meno, e che quindi era un po' l'augurio, è tuttora l'augurio che abbiamo per tutti i nostri studenti, no? Che qualsiasi cosa succeda nella loro vita poi si rialzino e continuino ad andare avanti. L'ultima riflessione, tornando sempre appunto all'esperienza italiana, ci puoi dire qualcosa rispetto all'apertura della nuova scuola? Quando sarà? Se avete già scelto dove? Sì. E se avete anche delle interlocuzioni a livello istituzionale per portare questo, Sì. questo metodo anche a livello molto concreto nella rete dell'istruzione pubblica?
Sì, allora, siamo ancora all'inizio. Inizialmente pensavamo che ci avremmo messo meno tempo ad aprire in Colombia, quindi che avremmo anticipato l'India quest'anno e l'Italia, scusami, anche l'Italia quest'anno, in realtà l'Italia sarà l'anno prossimo. Abbiamo già fatto uno studio e la scuola internazionale deve essere in una città, quindi ad ora stiamo guardando a Napoli o Palermo, e anche in base ovviamente alle discussioni che abbiamo lì con la società civile, con le persone eccetera, per comprendere. Sicuramente come ideale, poi ripeto, magari la realtà ci dice no, non è questo, però vorremmo ovviamente avere bambini italiani in situazioni di svantaggio, ragazze anche di seconda generazione, ma anche chi è arrivato di recente, ma anche in Italia un altro, diciamo, gruppo di bambini estremamente discriminato sono i Rom, che con un passato di veramente difficoltà, nonostante tantissimi sforzi di varie associazioni eccetera nell'inclusione scolastica, quindi ci piacerebbe lavorare, diciamo, con questo gruppo di studenti, però ancora non lo sappiamo, stiamo parlando anche con diverse persone per capirlo, perché ovviamente come unica scuola cerchiamo di andare nel posto che in cui possa servire di più, possa essere apprezzato maggiormente. Chiedo se c'è una o due domande, non credo ci siano margini enormi, ma se qualcuno ha qualche curiosità, qualche richiesta, qualche curiosità, appunto, voglia di approfondire qualche aspetto. Se non c'è altro, Mario, non so se anche tu volevi fare un intervento, un saluto, qualche domanda. Posso darti il microfono se vuoi. Sì. Yeah. Questo va, sì. È una domanda che io faccio sempre. Qual è la difficoltà più grande che dovete superare quando partite con un progetto? Ottima domanda. Vorrei avere la risposta che dice una cosa, ma ce ne sono sempre 100.000. Dipende dai di peso negli anni. Ovviamente adesso, per dire, l'iniziare le operazioni in India è più semplice di quando abbiamo aperto in Kenya, perché ovviamente l'ambasciata italiana ci conosce, abbiamo collegamenti in India, quindi puoi anche presentarti come qualcuno di conosciuto. Ai tempi no, quindi in più quello che facciamo è bizzarro, nel senso, se tu arrivi la grande organizzazione internazionale o no, con dietro l'Unione Europea o l'ONU eccetera, dici ah ok, fanno questo, va bene. Noi dice ok, è una scuola internazionale che in tanti pensano ok, si parla in inglese, in più in un ambito, l'istruzione, che è molto sensibile per tanti governi, perché dice ok, arrivano questi stranieri che vogliono insegnare ai miei che cosa? E quindi c'è sempre un po' di diffidenza. Quindi negli anni scorsi te l'avrei detto proprio l'inizio, che infatti durava tantissimo, perché devi far capire che non siete dei pazzi, che non avete, anche perché purtroppo ci sono anche, a seconda dei paesi, però per dire in Kenya ci sono tantissimi missionari americani che sono arrivati a fare scuole con dei risvolti inquietanti, quindi comprensibilmente c'è sempre un po' di... quindi ti direi quello. Adesso cioè, abbiamo vissuto una fase di espansione, perché appunto da 3 volontari adesso abbiamo più di 100 dipendenti in tutti i paesi, più i volontari eccetera, quindi adesso la sfida è stare dietro, perché forse per noi apriremmo una scuola ogni 6 mesi, ma ovviamente fare raccolta fondi per avere la sostenibilità della scuola, perché una scuola internazionale tu non puoi aprirla 4 anni e poi dire ups, non ho più fondi, quindi non possiamo pensare di anno in anno, dobbiamo pensare a lungo termine, quindi di portare proprio tutta la macchina con tutte le aree, anche perché nessuno di noi ha mai fatto il dirigente, che sembra figo da dire, però una no profit è come un'azienda ma per il sociale, quindi anche le parti per me più pallose però di proprio amministrazione vanno fatte, quindi adesso ti direi quello.
sicuramente tra 6 mesi sarà un'altra cosa, poi escono sempre. Un'altra cosa che però non è più difficile, perché purtroppo siamo abituati, sono le emergenze. Cioè, noi abbiamo vissuto il terremoto in Siria nel 2023, in Siria, Turchia, è stato devastante. Un altro terremoto a Samos abbiamo avuto di magnitudo 8 che ha distrutto anche la scuola. Abbiamo avuto 7 incendi al campo di Samos, dove ogni volta andava fuoco, ogni volta andavano venire le persone. Le alluvioni in Kenya che hanno alluvionato, cioè per cui purtroppo ormai siamo abituati a rispondere all'emergenza, però anche a livello di raccolta fondi c'è anche quello, che è qualcosa che non puoi prevedere, e avevamo avuto anche la scuola in Kenya a rischio demolizione dopo le alluvioni, perché il governo ha deciso di buttare giù tutte le strutture entro i 30 metri dal fiume. Alla fine, fortunatamente, dato che era catastata, eccetera, hanno detto no, ok, in caso di alluvione, anche perché c'è stata e non è crollata, potete rimanere, però immaginate se ci avessero buttato giù la scuola, allora lì devi trovare un'altra scuola, in senso, questo tipo di imprevisti. Grazie, grazie. Grazie mille a voi per l'invito, è stato un piacere.